Grandi opere, immense cementificazioni per zone industriali e commerciali, centri direzionali e servizi, espansioni residenziali, asfalti dovunque per strade, superstrade, autostrade, caselli, svincoli e raccordi, aree di servizio intermodali, produzioni di energia che coprono i terreni con pannelli solari, bruciano biomasse, rifiuti, combustibili fossili, uranio e inquinano irreversibilmente arie, acque e terre. La storia un po' del Veneto dopo lo sviluppo industriale ha fatto sì che questa crescita tumultuosa del Veneto ha portato a una fortissima cementificazione, perché è data anche dall'intrapresa, la voglia di intrapresa dei nostri agricoltori, che poi si sono trasformati in industriali, imprenditori. Hanno fatto anche la ricchezza del Veneto, ma questo ha significato anche un prezzo da pagare, che è stato quello dell'intervento massiccio sul territorio del Veneto, cementificando moltissimo. Oggi il Veneto deve un po' riprendere la strada che ha perduto, o comunque trovare una strada nuova rispetto alla tutela del territorio, investendo moltissimo sull'agricoltura. Perché? E sull'ambiente perché? Perché nella crisi economica il fattore economico che è trainante rimane l'agricoltura. Nella crisi economica generale tutti il secondario e il terziario subiscono delle crisi importanti grazie alla globalizzazione. L'agricoltura perde meno. Questo deve essere un significato importante per il legislatore, perché vuol dire che il recupero del territorio e la messa a disposizione dell'agricoltura del territorio è un fattore economico di occupazione e di ricchezza che deve essere perseguito. Ecco, io credo che si debba andare in questa direzione, tenendo presente che cos'è anche il Veneto, però, che è una regione che incrocia la grande viabilità tra nord e sud dell'Europa attraverso il corridoio 1 piuttosto che il corridoio 5 che da Lisbona va fino a Kiev. Quindi dobbiamo stare a trovare un equilibrio tra lo sviluppo economico, industriale, viabilistico e invece la tutela del territorio, che è assolutamente importante. Valutazioni di impatti ambientali in Veneto per cementi ed asfalti, inquinamenti, alluvioni e frane, adeguate o no? Quando si fa la valutazione di impatto ambientale, diciamo che è un organo tecnico che valuta esattamente se un certo tipo di lavoro ha un impatto importante oppure no, ma è una valutazione tecnica. Quello che è necessario sono la valutazione politica e le risorse a disposizione, perché ci possono essere o soluzioni alternative oppure limitazione massima dell'impatto, è chiaro che nel momento in cui si fanno delle valutazioni grossolane, l'impatto sarà sempre devastante. La cosa importante è riuscire a trovare, come stiamo cercando di fare anche a livello governativo, come sta cercando di fare anche il governatore Zaia, risorse importanti per la messa in sicurezza di tutto il territorio, cosa che è stata fatta negli anni, però la scarsità di risorse che abbiamo avuto negli ultimi anni e anche nei prossimi anni non ci impedisce di fare un lavoro che è degno di poter dire di mettere in sicurezza tutto il sistema. Alluvioni e siccità. C'è un piano regionale per controllare quantità e qualità delle acque? Quando si parla di piano d'acque si parla anche di un fattore naturale che non è comprimibile all'interno di un'area istituzionale come la Regione del Veneto. Il rapporto con le altre regioni è determinante. Se dovessi fare per esempio un riferimento molto preciso, posso guardare la situazione nell'est, nella parte orientale del Veneto, penso a Meduna o Motta di Livenza, dove ci sono dei fiumi che in qualche modo devono essere controllati, sui quali bisogna fare molti investimenti per la tutela del territorio, ma che hanno un riferimento diretto con la relazione con il Friuli Venezia Giulia. E quindi il piano acque deve essere sicuramente interregionale. Il rapporto con le altre regioni sarà determinante anche in termini di risorse per poter fare un minimo di lavori sul territorio che abbiano un senso prospettico. Se lavoriamo invece sulle emergenze non si va da nessuna parte. Terreni agricoli per rispondere ai bisogni alimentari o in alternativa per dare energia alle macchine. Ci sono rischi di gravi squilibri? Intanto bisogna essere molto chiari, non possiamo permettere a livello regionale che si possa fare della
economie attraverso l'energia alternativa utilizzando i territori agricoli. Questo è, e soprattutto da parte di chi del territorio agricolo non conosce nella sostanza e soprattutto non ci lavora. E quindi tutta la parte che è legata all'investimento, per esempio, di industriali o di finanzieri che arrivano a occupare territorio per poter fare degli investimenti sull'energia, noi stiamo cercando di limitarlo il più possibile. Altro discorso invece è il risparmio energetico, comunque l'intervento sul recupero di energia diciamo pulita messa in campo dalla Comunità Europea e offerta all'imprenditore agricolo come aiuto al reddito, cosa diversa. Questa è una delle misure che la Comunità Europea ha indicato anche nei piani di sviluppo rurale, per cui è evidente che quando si parla di energia alternativa in campo nei territori oggi liberi non si può che parlare attraverso un aiuto al reddito da parte dell'imprenditore agricolo e non altro. Ambienti ed ecosistemi consumati dal libero mercato o da usare e rinnovare con adeguate programmazioni? Io credo che il mercato debba esistere tranquillamente, ma deve stare assolutamente lontano da tutto ciò che in qualche misura non è patrimonio del mercato. Io penso che il territorio non sia patrimonio del mercato, ma sia patrimonio di tutti. Io penso che l'acqua sia patrimonio di tutti e non del mercato. Quindi è evidente che chi fa politica, chi è il decisore politico, rappresenta un territorio, rappresenta tutti i cittadini, non solamente chi è nel mercato, anche se poi in sostanza siamo tutti nel mercato. La tutela di ambiente, di acqua, di tutto ciò che è primario per l'uomo deve essere gestito con una programmazione di medio-lungo termine prima di tutto, ma a favore del mantenimento del territorio, della salute e dell'ambiente, perché l'ambiente è di tutti, non solamente di chi lo utilizza. La Conferenza regionale per lo sviluppo rurale deciderà di pianificare e programmare il territorio del Veneto? Credo proprio di sì, anche perché questa conferenza non vuole analizzare lo stato dell'arte. Io ho sempre detto che a me interessa molto poco l'analisi critica dell'attuale, ma lo sviluppo futuro. Questo significa che cosa? Significa programmazione a medio-lungo termine, significa destinare risorse per recupero del territorio, recupero anche di quel territorio che oggi è urbanizzato, riportarlo nel mondo agricolo, nel mondo del primario, significa anche utilizzare quei territori che in qualche misura sono vicini per esempio alle grandi arterie per riportarli nel mondo agricolo, nel mondo ambientale. Credo che sostanzialmente ci debba essere una visione strategica e al collegamento alla visione strategica anche una competenza finanziaria per poter adempiere ai compiti che ci vengono assegnati.